Numeri da record anche per lo storico Medioevo a Valvasone, che taglia il traguardo dei 30 anni, grande partecipazione di giovani e famiglie. Da Palmanova a Valvasone, ma qui il tuffo nel passato e nel Medioevo, non solo rievocazione storica, aperte anche le visite al castello allestito per l'occasione con mostre e dimostrazioni. Natascia Gargano. Il Medioevo a Valvasone compie 30 anni e festeggia con numeri da record la partecipazione di tanti giovani e famiglie. La giornata di ieri è stata una giornata da record perché siamo quasi tornati un po' ai numeri e alle presenze che avevamo prima del periodo del Covid. Diciamo che abbiamo superato oltre le 10.000 presenze, siamo convinti che le presenze di questa giornata, che da questa mattina c'è già una buona affluenza, o vanno a eguagliare la giornata di ieri o raggiungono un altro nuovo picco. È una edizione particolare dove si nota come la gente ha bisogno di uscire, ha bisogno di divertirsi, ha bisogno di cose anche nuove, di stimoli diversi. Sono molto soddisfatta perché la partecipazione dei ragazzi dai 20 ai 30 anni è massiccia e questa è una grossa speranza ed è il nostro asso nella manica. La rievocazione conta sull'entusiasmo di 700 volontari, 500 figuranti e un centinaio di artigiani. Un sapone che facevano con grasso di maiale, con la soda, l'allume di rocca e la pece greca, che sono due minerali, uno è un addensante e uno è un conservante. Cosa vi appassiona di questo periodo? La magia. La magia nel Medioevo si credeva che fosse ancora possibile vederla, toccarla e sperimentarla. Da quanto tempo fa la volontaria qui al Medioevo a Valvasone? 20 anni sicuramente. Che cosa le piace di questa attività, questo impegno? Stare a Valvasone con questo gruppo che è meraviglioso. Aperte anche le visite al castello con la possibilità di scoprire il piano nobile appena rinnovato. In serata la proiezione dello spettacolo Il leone e il lupo.